E li abbiamo visti alcuni dei tanti prodotti esposti in questo speciale B2B e siamo con il presidente di Coldiretti Treviso, Giorgio Pollegato. Beh, un'idea straordinaria e un'idea che deve continuare. L'incontro tra aziende del territorio agricole è fondamentale. Ma sì, una grande opportunità per chi oggi deve mostrare, far conoscere i propri prodotti e chi li deve acquistare, perciò credo che sia un'unione, un incontro che è necessario perché i nostri agriturismi hanno bisogno di novità, di sapere quali siano le eccellenze e chi li produce sui vari territori, perciò questa è, ripeto, un'opportunità che è da ambo le parti, perché credo che sia necessario sempre di più che gli agriturismi valorizzino i prodotti del territorio, i prodotti veneti, e chi meglio di Campagna Amica oggi sa offrire quelli che sono i prodotti dei formaggi, i salumi, ma tante altre cose che qui veramente uno non si immagina di trovare. Tante nicchie anche particolari che dimostrano la multifunzionalità dell'azienda agricola. Ci sono davvero dei piccoli tesori nelle mani di questi agricoltori. Sì, mi viene in mente anche la produzione di zafferano che avviene a Moriago, vicino a Vidor, cioè, sono delle cose che uno non penserebbe, oppure del tartufo, piuttosto che tutto quello che può derivare da una chiocciola, perciò tante cose, ripeto, che non sono nell'immaginario collettivo, ma che su Treviso e su tutto il Veneto oggi le nostre aziende sanno proporre. Grazie Presidente. Grazie a voi e grazie a tutti quelli che oggi rendono questa giornata veramente speciale. Andiamo in chiusura con chi, dirige questo luogo meraviglioso.